Allora, dicevo, no, se mi dai quelle immagini che abbiamo visto prima della sfilata degli alpini, perché noi andiamo a Trento ovviamente, ma ci ricordiamo in maggio, no? Il 2014, quando sfilarono, fu una situazione veramente incredibile, un record di oltre 500.000 persone, dalle 8 del mattino alle 19, alle 20 di sera, una continua sfilata col 33, bimbete, bombete, Raffaele Padrone, lei è vice segretario nazionale dell'FSP, allora, per le forze di Stato e della Polizia di Stato appunto. Cosa ricorda? Perché lei eravate impegnati ovviamente. Impegnati, direi molto di più di impegno, l'impegno è costante, è stata un'attività veramente che ci ha portato a un servizio di cui tra virgolette non eravamo mai abituati. Non è città di Roma, cioè, dove questa oltre 550.000 persone. Ma abbiamo dovuto chiamare da tutta la regione e da fuori regione, soprattutto gli uomini, questo è importante ricordarlo, quindi oltre ad avere il problema di chi arrivava, degli alpini, lei sa benissimo che si accompagnano sempre personaggi scomodi su queste cose, quindi c'è stato un controllo a monte. Già dal giovedì avete cominciato a ripulire la città? Ma noi abbiamo dovuto fare dei controlli speciali proprio per sapere chi doveva arrivare a Pordenone, chi non dell'Associazione Nazionale degli Alpini, ma dovevamo capire anche chi seguiva questi alpini, ma soprattutto, come dicevo, abbiamo dovuto fare dei controlli maggiori sui locali, abbiamo dovuto controllare tutto quello che è l'attività che va da ITER. Ne parleremo domani mattina alle 9, lei è qui? Sì, domani mattina alle 9, in diretta, alle 9, anzi 8 e mezza, è qui, 8 e mezza come un bambino appena nato. Come un soldato. Domani sera cosa c'è di bello? Domani sera invece c'è un incontro con i cittadini a Sacile, abbiamo voluto fare questo perché stasera c'è un'altra attività simile con l'Arma dei Carabinieri e noi avevamo organizzato invece per domani una serata organizzata per la sicurezza, quindi parleremo di immigrazione, parleremo di 20:30 alle 20:30 a Sacile, esatto, e quindi se lei farà un salto volentieri, credo insomma, che lei la sicurezza per lei è importante. Se no? Che ci sarò, ecco. Mi alzerò alle 6 per la diretta, però io vengo in cambio domani. Ok, abbiamo fatto il cambio. Grazie. D'accordo, ci mancherebbe. Grazie. Allora, Humus Park.